Una lunga indagine dei carabinieri di Abano Terme e alla fine ben 13 misure cautelari emesse dal GIP di Padova destinatari italiani, tunisini e senegalesi, accusati di aver organizzato un'ingente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione, che ha visto l'impiego di decine di carabinieri dell'Arma con il supporto di militari del nucleo cinofili di Torreglia e del nucleo elicotteri di Belluno, sono state eseguite 3 misure cautelari in carcere, 5 divieti di dimora in Veneto e 5 misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di residenza dei rispettivi indagati. Inoltre sono state eseguite 18 perquisizioni domiciliari nelle province di Padova, Milano e Firenze. Siamo riusciti con questa attività di indagine proprio a ricostruire questo canale di approvvigionamento che era essenzialmente a Milano, e questo stupefacente veniva proprio portato qui nel Padovano e poi smissato in particolar modo nella zona delle Terme Euganee, nei comuni di Due Carrare, Battaglia Terme e Pernumia. Sono un po' i comuni, diciamo, principali, ma si è esteso poi anche in altri comuni come Monselice, Bagnoli di Sopra, Conselve, Cartura e altri comuni qui vicini. L'indagine è iniziata a maggio 2024, quando una pattuglia di Abano Terme aveva denunciato 2 nordafricani irregolari in Italia, poiché trovati in possesso di 10 dosi di cocaina e denaro in contanti. Da lì l'arresto di un corriere italiano incensurato e in possesso di 1 chilo di cocaina e 2,5 kg di hashish per rifornire la bassa padovana. Nel corso dell'intera attività, durata circa 7 mesi, sono state tratte in arresto 4 persone, sequestrati complessivamente 4,5 kg di cocaina, corrispondenti a circa 6.400 dosi, e 2,5 kg di hashish per circa 520 dosi, oltre alla somma in denaro contante di 82.000 euro. Dai riscontri di indagine acquisiti, ricostruendo gli elementi, è stato accertato che nel periodo dell'indagine sono stati movimentati circa 637.000 euro. Noi siamo riusciti a capire che c'era un approvvigionamento di almeno 1 chilo, a volte anche 2 la settimana, di cocaina, e per il periodo dell'attività di indagine siamo intorno ai 630-650.000 euro di controvalore. Infine, durante le perquisizioni delle ultime ore, sono stati sequestrati altri quantitativi di droga e 43.600 euro in contanti, una pistola senza matricola, 1.550 cartucce da caccia e 40 munizioni calibro 38.